www.ondefurlane.eu. Tutte un'altre lingue, tutte un'altre musiche, tutte un'altre rete. Onde Furlane la mio, Furlane la radio più bella del mondo. A Tora, a Torseon con Onde Furlane. Ecco, attenzione con Onde Furlane per farvela come investite da iniziative dall'editore che è Emanuele Franz e De Audax di questi premi letterari perché che non hanno titoli di studi. Buondì. Ecco, e dunque, c'è edizione ISE di questi premi? Si arrivati alla terza edizione che stanno. Bene, insomma, e tra l'altro di disi che dentro questi premi sono state tante sorprese dal corso dagli Heinz. Allora, è partito nel 2015 con la prima edizione un po' a tentoni perché l'idea originale, cioè quella di premiare chi non ha fatto l'università, era così nuova che appunto ha suscitato un po' di sorpresa. Dopo, anche qualche micro polemica, pazzeno podino. Che le scelte gli sembrava un'iniziativa, come ha letto qualcuno, contro l'università, ma non è vero, perché anzi va a integrare. Proviamo a pensare, io premio chi non ha potuto fare l'università e ha un talento nascosto, ma proprio per questo, proprio perché lo premio, qualcuno decide per esempio di riprendere gli studi, quindi non è, va a integrare, è una formazione extra universitaria, no questa? Comunque e una passione dentro di fatto, una citazione tal bando di concorso visi audaxeditrice.com di Schopenhauer che dice io ci rulle verità non questo come professore, quindi anche questa è una frase forte, ecco. Ma Dio, l'istruzione in sé appunto è un bene prezioso quando invita alla conoscenza come meraviglia, come scoperta e non come competizione. Quindi tante volte nel mio lavoro di editore, sono 11 anni che ho la casa editrice Audax, mi sono accorto che ci sono ancora tanti pregiudizi su chi non è laureato. Ti chiedono subito, da che tu ti sei laureato? Come se uno che non avesse la laurea è da meno, mentre sappiamo che ci sono talenti in ogni campo del sapere non laureati che hanno portato innovazioni. Soprattutto nelle nostre vallate di montagna o di campagna, ci sono ragazzi più o meno giovani che hanno qualcosa da dire, ma si sentono intimiditi dal fatto che non hanno la laurea in tasca. Timiditi a uscire allo scoperto, perché chi vive a Trieste, Padova, Bologna ha l'università sotto casa, ha la possibilità, ma uno da Sappada è una scelta anche organizzativa per uno fare l'università. E anche dai costi per famiglie, se non quindi, le ha da UR diventa complicato. È più difficile, è svantaggiato chi non ha fatto l'università. E non bisogna però demonizzare qui che le ha assolutamente, fatte. Ecco. Assolutamente. Anzi. Però vogliamo premiarlo. Le sorprese appunto sono state, non da ultimo, che mi ha scritto la regina Elisabetta d'Inghilterra, da Buckingham Palace, una lettera di apprezzamento. Perché? Perché anche lei non è laureata. È vero, è vero, non sto scherzando, non sta disintonero, neanche le regine d'Inghilterra. Ma non credevo neanche quando ho visto il sigillo sulla busta Buckingham Palace, l'ho guardato con la lente e ho detto Buckingham. Ecco, e sorprese appunto, essendo appunto un'idea unica nel suo genere, perché di solito funziona al contrario, nel mondo d'oggi devi certificare di essere laureato, per partecipare al premio Audax devi certificare di non esserlo. Quindi è un po' come alla rovescia qua dentro. Sai che tu hai un spirito un po' anarchico, tu, eh? Beh, la creazione richiede di rovesciare le cose, è la creazione stessa che anche assolutamente qui, a parità di merito di un'opera, vince chi ha il titolo inferiore. Quindi se il punteggio di due opere è pari merito, quello che ha la terza media vince. Ecco, tu avevi premiato un carrozzir, che è il premi Audax. Franco Pasqua, il vincitore della prima edizione, era un carrozziere ultra ottantenne che abbiamo scoperto appunto... Di dove arrivavi a lui? Di Cosenza. Di Cosenza Calabrese. Bravissimo, poesie veramente toccanti. E la cosa più incredibile è che il terzo posto
L'ha vinto una dodicenne, appena dodicenne, di Udine, Emma Giadrini, con sorpresa di tutta la giuria, che non conosceva l'età, perché valuta a busta chiusa senza sapere il nome. Quando abbiamo confrontato, una bambina di 12 anni ha scritto dei versi meravigliosi, e questo va appunto a dimostrare che forse proprio perché non ha ancora avuto una formazione è più genuino il talento poetico. Sono cose emotivamente molto belle. L'ultima edizione 2 anni fa è stata vinta da un ragazzo addirittura che abbiamo dovuto convincerlo a partecipare perché era timido, Sì. Stefano, no? Timido, della sua stessa creazione, Stefano Roman. Perché il vero poeta non è che è così, si mette in mostra con questa facilità, è riservato. Beh, se volin là sunt un non grande tipo Leopardi, anche che non è che si mettesse in mostra, anzi, aveva dentro un marundi che... Perché la poesia è una cosa intima, no? Si può dire, soprattutto la lirica, quindi uno ha un po' di riservo, no? E questo è lo scopo di questo premio Audax qui, di andare a scovare, come un talent scout, Sì. no? Di andare a scovare il poeta puro, genuino, che al di là di ogni titolo possibile e immaginabile, perché il poeta cerca la bellezza, la meraviglia, la verità, e la verità non ha titoli. Questa è un po' la filosofia che ha mosso, e arrivare a una terza edizione è una bella soddisfazione. C'è molte podino fa per iscriversi a questa edizione dal premio Audax. Allora possono scaricare il bando sia nel sito ufficiale del premio, che è www.premioaudax.it, oppure al sito della mia casa editrice audaxeditrice.com. Ecco, io volevo riguardare le giurie, anche perché è importante, sono Aleppino Roveredo, insomma un scrittore che ha vinto anche un premio Campiello, che non mi risulta che sia di laureano, anche lui. Invece lui Agnul Floramo, che è docente di storia e letteratura, ma come Tabaia con una persona che non ti farà mai pesanuie, anzi una grandissime persone, continui a dirlo, e Emanuele Franz, che è il direttore e fondatore di Audax Editore, il presidente di giuria Leangelo Tonelli, che tra l'altro ha vinto un altro premio importante, che è il Montale dal 1998. Beh, Tonelli è una persona straordinaria che appunto è un grecista, nel senso uno studioso di letteratura greca, unico in Italia ad aver tradotto tutte le tragedie greche in un unico volume, discepolo di Giorgio Colli, il famosissimo Giorgio Colli, no? Anche lui non laureato, non ha dato la tesi alla fine, no? Ed è un intellettuale italiano di grandissima levatura, no? Sono contento di aver messo in piedi una bella squadra che ha appunto questa armonia. Anche Roveredo è sempre stato sensibile, diciamo, a chi ha meno mezzi, no? Nella sua attività, perché chi non ha titoli ha appunto dei mezzi in meno, no? Sono contento quindi di una squadra equilibrata e armonica, no? E sono convinto che anche quest'anno, diciamo, scopriremo una persona nascosta da qualche parte e gli faremo capire che le sue poesie sono un dono per tutti noi. Beh, insomma, queste al Fast Plasé, potete partecipare anche voi altri, e potete là anche su audaxeditrice.com, e lì clicca su questo link per scaricare il nuovo bando del premio, o premioaudax.com. Ancora ecco. una cosa da dire è Sì. che le premiazioni quest'anno avverranno alla prestigiosa sede della Biblioteca Guarneriana di San Daniele, dove il premio Audax ha trovato un'accoglienza e un'ospitalità non da poco. Le prime 2 edizioni si sono svolte a Moggio. Moggio, Quest'anno la novità è che ci trasferiamo a San Daniele.